E finalmente ci risiamo ragazzi, finalmente faccio uscire un nuovo video. Ho avuto tanti impegni in questi giorni, il lavoro, il mare, quindi ho deciso di accantonare un attimo qualche video per YouTube. Sono uscito con i post nella community di YouTube, ne ho fatti uscire tanti come vedete, ogni giorno faccio uscire tante notizie, tante news, un po' di calciomercato, un po' di europei. Però come detto non ho potuto registrare perché ero veramente impegnato in questi ultimi giorni. Comunque, argomento forse più clamoroso degli ultimi giorni, casa Napoli, non lasciamo gli europei da parte, è questo qui che vedete dietro di me. Lorenzo Insigne al Barcellona. Cosa ne penso di questa uscita? Ora non mi ricordo di chi l'ha detta questa cosa, comunque è stata detta in un'intervista radiofonica. È stato detto un giocatore come Lorenzo Insigne deve ambire a qualcosa di importante e non è più, secondo alcuni, a detta di alcuni non si sa di chi, non è più nel progetto Napoli, se non verrà rinnovato, molte squadre sono su di lui, c'è il Barcellona, potrebbe andare al Barcellona, è un giocatore con molta esperienza, si sta vedendo all'europeo. Allora, ecco cosa ne penso io. Il rinnovo di Insigne va fatto perché non possiamo perdere un giocatore importante come Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, e quindi ben venga il rinnovo di Insigne. Sappiamo tutti che il Napoli non è in Champions League, è in Europa League, deve ridimensionare un pochino il budget sui rinnovi di contratto. Molto probabilmente De Laurentiis dirà di Insigne di prendere 1 milione in meno, ma poi quei soldi li recuperi tramite diritti di TV, diritti di immagine e altre molte cose che noi non possiamo sapere. Il rinnovo di Insigne andava fatto prima dell'inizio dell'Europeo, secondo me, perché l'Europeo, come sappiamo, è una vetrina per molti giocatori italiani e non. Cosa molto buona di questo Europeo, non sta giocando Emerson Palmieri, ma è in panchina, quindi il prezzo del cartellino non pensi possa lievitare più di tanto. Il Napoli che lo vuole in prestito, tipo uno stile Bakayoko, però non siamo qui a parlare di questo, sto parlando di Lorenzo Insigne, del capitano. E a me fa molto piacere che squadre tipo il Barcellona, squadre a livello europeo o addirittura mondiale acquistino dal Napoli, perché fa capire il livello dei giocatori che il Napoli ha in questo momento. Insigne, Zenischi, Fabian Ruiz, Koulibaly, Manolassi. Il Napoli è arrivato a quel punto che ha tanti giocatori forti, anzi fortissimi. Io penso che questo sia il Napoli, era uno dei Napoli più forti anche del dopo Sarri. Questo Napoli qui poteva benissimo lottare per lo scudetto, poi sappiamo come è andato a finire, non siamo nemmeno andati in Champions League, ringraziando sempre Gennaro Gattuso perché va sempre ringraziato Gennaro Gattuso perché ci ha portato in Champions, ops, ci ha portato in Europa League. Quindi facciamo subito il rinnovo a Insigne, dategli i soldi che vuole, quanti vuole, 6 milioni a stagione, 7 milioni a stagione. Puoi rinnovarlo anche al prezzo che ha ora di cartellino, ora non mi ricordo quanto guadagna Insigne. Però ragazzi va fatto. Il rinnovo di Insigne non va rimandato, anzi va fatto subito, perché un giocatore come Insigne non lo puoi perdere, perché non puoi e non hai alternative in quel ruolo. Anche in nazionale, ragazzi, se non sbaglio, ci ha giocato Bernardeschi al posto di Insigne e si è vista una differenza abissale fra Insigne, un Bernardeschi e un Chiesa. Ragazzi, questo è, se tu vuoi giocatori forti, li devi trattenere. Se vuoi creare un ciclo vincente con Luciano Spalletti, devi trattenere i giocatori. Quindi rinnovo subito ad Insigne e poi si vedrà. Intanto offrigli un contratto, vediamo se accetta o non accetta. Se a quel punto non accetta, riformuli il contratto e se poi non accetta nemmeno lì, le strade del Napoli e di Lorenzo Insigne si separano. Non succede niente ragazzi, ricordatevi, i giocatori vanno e vengono, la maglia resta. Cosa dovrebbe dire il Milan che ha perso Donnarumma a 0? Ha perso Cialanoglu a 0? Ragazzi, conta solo la maglia. Sempre e comunque, Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926.